Un appuntamento al bar con gli amici come ogni giorno, ma chi conosceva Giovanni Moroni, 74 anni, ha atteso invano di offrirgli il caffè. Anzi, ha sentito a poca distanza uno schianto e delle urla. Saldatore in pensione di Campalto, Moroni è morto sull'asfalto di via Orlando, teatro di tanti, troppi incidenti mortali. Il pensionato era in sella al suo scooter e stava raggiungendo il bar delle Poste quando, all'altezza di un supermercato, non è riuscito a schivare una Nissan Micra che si stava immettendo sulla strada principale. Impatto inevitabile contro la fiancata, Moroni è finito sulla strada battendo violentemente la testa sull'asfalto. Il casco è volato a qualche metro di distanza, non lasciandogli scampo. A bordo dell'auto che l'ha investito una donna e il figlio ventenne, illesi ma sotto shock. Sono stati gli altri automobilisti e testimoni della tragedia a chiamare i soccorsi, ma i sanitari del SUEM, arrivati poco dopo, hanno potuto soltanto constatare la morte del 74enne. In via Orlando anche la polizia locale per accertare la dinamica del sinistro mortale. Per un paio d'ore si sono registrati rallentamenti e code lungo tutto via Orlando da San Giuliano a Campalto. Moroni era vedovo, lascia 3 figli, era conosciuto in zona per la sua passione per il ballo e le bocce. Ennesima croce della statale, una delle strade più pericolose della provincia, l'ultima vittima nel giugno scorso. La strada dove è stato installato, fra le polemiche, il velocar, la zona dove è tuttora in corso la battaglia per realizzare il bypass di Campalto, obiettivo far passare altrove i camion e alleggerire il traffico, la strada dove si continua a morire.